Ciao, buongiorno. Allora, a circa un anno di distanza siamo tornati nel Tarvisiano, al confine con la Slovenia, per tentare di raggiungere il Monte Forno. Viene anche chiamato Tre Confini perché sulla sua cima coincidono i confini di Italia, Slovenia ed Austria. Ci avevamo tentato un anno fa circa, ti lascio il video sopra e sotto in descrizione, ma non eravamo riusciti a raggiungere la cima perché nevicava tantissimo, c'era un sacco di neve, le strade non erano battute e poi abbiamo avuto problemi anche a trovare parcheggio. Insomma, era stata una bella avventura e se non l'hai visto quel video ti consiglio di andare a vederlo perché c'erano veramente delle condizioni pazzesche. Adesso c'è di nuovo molta neve, siamo riusciti a parcheggiare in Italia, quindi siamo partiti per l'itinerario classico, quello che prevede per l'appunto la partenza dal lato italiano. La strada è già battuta, sono già passati delle persone sia con le ciaspole che con gli sci, quindi diciamo sì, non è molto agevole perché comunque c'è molta neve e un po' di fatica la si fa lo stesso anche con le ciaspole, ma sicuramente meno rispetto ad un anno fa. Siamo partiti da meno di un'ora, all'inizio si cammina su pendenze abbastanza basse nei pascoli di fondovalle, adesso invece il sentiero è un po' più pendente, siamo dentro il bosco e abbiamo iniziato la vera e propria salita. Allora siamo arrivati, questa è la cima del Monte Forno dove c'è quella specie di monumento, si incrociano i tre confini nazionali di Italia, Slovenia e Austria. Da questa parte c'è l'Austria e poi circa la Slovenia da questa parte, quindi questi pini probabilmente. E qui c'è il comprensorio sciistico di Ermagor, che deve essere questo qua sotto o quello lì, è un paese appena dopo Tarvisio in Austria, e ci sono le piste e quindi c'è molta gente qua su. Salendo dall'Italia abbiamo incontrato 4 persone e invece qua su ce n'è molte di più perché salgono con gli impianti e dopo probabilmente si può anche scendere con lo slittino.
probabilmente battono le strade e le piste. Invece adesso noi torneremo verso il bivacco senza confini, dove ci fermiamo a mangiare una roba. Siamo arrivati alla Capanna Tre Confini, che nuovamente ci darà ospitalità per il pranzo. Anche stavolta ci siamo organizzati, fornellino, e stavolta però zuppa di funghi. Bene, vediamo com'è questa zuppa di funghi, ma intanto che aspettiamo che si prepari, vediamo un po' com'è qua in giro. Settle down, my friend. Cherish the moments you won't forget. Look at the sky, because it will guide you home. Let it easy, come and go. You knew in your heart what you're fighting for. Spread out your wings, because they will guide you home. Oh, 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 because, oh, oh, they will guide you home. Bene, minestra mangiata, non era male, per niente male. Purtroppo richiede moltissima acqua rispetto a risotti o altre cose, quindi sì, se è così in giornata 700 ml di acqua te li porti dietro e boh, ma in un giro di più giorni forse conviene farsela, metterla nel termos e poi portarsela dietro, e così è già calda e pronta. E adesso abbiamo chiuso tutto e ripartiamo. Non facciamo l'anello, torneremo giù alla macchina dalla parte dove siamo saliti. E intanto ha ripreso un po' a nevischiare. C'è davvero una bella atmosfera, perché ci sono sprazzi di sereno, c'è il sole, nuvole, nevischio. Gran bella giornata. Stiamo quasi per tornare all'auto, ormai il giro l'abbiamo finito. È stato un bel giro, vabbè, le condizioni della neve ovviamente aiutano molto, però sì, mi è piaciuto. Non è un giro chiaramente con panorami ampi, però in questa, adesso all'inizio stamattina e in questo momento c'è una bellissima vista su tutta la valle che va da Tarvisio fino a Ratece, poi si vede un po' la valle di Planitza e poi davanti qua ci sono i monti di Fusine e poi si vede anche il Florianca, si vede un pezzo, poi dietro Cima Cacciatori e nelle nuvole, però qui c'è un panorama ampio, poi si entra in un bellissimo bosco di abete rosso e si cammina praticamente in un ambiente fatato. Secondo me c'è almeno 1 metro di neve, forse qualcosina di più,
e neve bellissima, proprio farinosa, è un piacere ciaspolare. Il giro di per sé non ha un grosso dislivello, sono 600 metri, però ha uno sviluppo importante. Adesso non siamo alla macchina, mancherà penso neanche 1 chilometro, però siamo già sui 10 chilometri, quindi la salita costringe insomma a prenderla abbastanza larga. Tra l'altro si potrebbe anche fare un anello, invece di ridiscendere dalla stessa parte, si può scendere come abbiamo fatto l'anno scorso dal lato sloveno, e poi c'è una strada qua sotto che taglia e riporta in Italia, diciamo al parcheggio italiano. Un altro punto dolente del giro è il parcheggio. Se ha nevicato e non si riesce e c'è la neve ai lati della strada, non sempre è possibile parcheggiare dove parte il sentiero italiano. L'anno scorso siamo dovuti andare a Ratece, e anche degli altri italiani che abbiamo incontrato in cima, anche loro erano partiti dalla Slovenia perché non avevano trovato parcheggio. Poi una volta che si arriva in cima tra i confini, anche da lì ci dovrebbe essere un bel panorama. Oggi per noi era un po' limitato perché era nuvoloso, quindi si vedeva un po' la valle austriaca, quella che va verso da Coccao a Villacco, diciamo, però poi si vedeva il Dobras anche abbastanza bene, ma non era così ampio. Però in una giornata di sole sicuramente questo giro qua è una bomba. Da lassù ci deve essere un panorama stupendo. Allora, spero che questo video ti sia piaciuto. Ti ricordo, se non l'hai fatto, di andare a vedere il video di un anno fa, perché ne vale veramente la pena. Quella volta lì era stato epico, oggi è stato molto bello, l'anno scorso era stato epico. E poi altre cose, magari ti lascio il link del bivacchetto sopra, e anche quello, se vuoi vedere la descrizione, il video dell'anno scorso. Quindi ti ringrazio ancora per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!